Oggi si celebra Santa Marta. Il nome Marta ha origine aramaica e significa signora padrona. Ogni 29 luglio le organizzazioni per la protezione degli animali condividono i propri dati riguardo la situazione della popolazione mondiale della tigre. Nonostante un lieve miglioramento, questa specie è ancora a forte rischio di estinzione. Ma non è solo il cacciatore il grande nemico della tigre. Deforestazione e sfruttamento sono piaghe ugualmente nocive per la regina della giungla, ambita per la sua meravigliosa pelliccia striata. Elfi, uomini, nani e hobbit abitano la terra di mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, contrastato da Frodo e dai suoi amici. Il mondo immaginario de Il Signore degli Anelli, creato dalla penna dello scrittore inglese John Ronald Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori il 29 luglio del 1954. L'opera viene pubblicata suddivisa in 3 libri, sia per le difficoltà di reperire la carta, sia per tenere basso il prezzo. Tradotto in 38 lingue, diventa presto una pietra miliare della letteratura fantasy, ispirando diverse trasposizioni cinematografiche e teatrali, ma anche l'industria dei giochi di ruolo e dei videogiochi. Sapete perché se soffiamo l'aria esce fredda e se alitiamo invece esce calda? Si tratta in realtà di una percezione dovuta alla velocità dell'aria, un po' come quando d'estate utilizziamo il ventilatore che sposta l'aria, senza cambiarne però la temperatura. L'aria che si muove più velocemente sottrae più calore al corpo, così da sembrare più fredda. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna sarà un po' più nervosamente abbracciata a Marte prima di scivolare in Bilancia. Inizia però già subito la sua opposizione con Saturno e con Nettuno. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, siete proprio più colpiti da questa Luna un po' capricciosa che ancora marzianizzata scivola in Bilancia ma si oppone già dalla sua residenza mattutina in Vergine al vostro Saturno e Nettuno che sono ospiti nei vostri gradi. Questo vi renderà un pochino insicuri e attaccabili in ambito lavorativo. Potreste trovare qualche ostacolo nelle interlocuzioni. Toro, per voi questa Luna vi dice di essere oculati, di non sbagliare investimento e di essere attenti a ciò che fate, sia da un punto di vista patrimoniale sia da un punto di vista affettivo. Urano, di contro, dalla sua vi saprà dare l'intuito giusto per una fulminea intuizione. Gemelli, il vostro cielo sembra essere salutato da una luna che da metà giornata sarà molto positiva. La mattina sarà un po' nervosa, mentre invece il pomeriggio risulta brillante e dinamico. Urano nei vostri gradi gode di un magnifico trigono che vi porterà a fare una furbata inusuale. Cancro, per voi la vostra giornata è scandita dalla luna che transita da una nervosa Vergine a una più equilibrata Bilancia, ma sempre opponendosi a Saturno per tutto il dì. Ed ecco che per voi sarà opportuno prendere delle decisioni fondamentali e drastiche che riguardano sia il lavoro che la coppia. Leone, una giornata oggi molto interessante. La luna in serata sarà vostra amica, ma il vostro sole nei vostri gradi è ancora pericolosamente opposto a Plutone e sragiona con Mercurio su quale sia l'opportunità più appetibile per far riuscire qualcosa a cui tenete tanto.
Vergine, per metà mattinata ancora la luna sarà nei vostri gradi e voi cercherete di usarla al meglio, tentando di capire peraltro come fare a gestire una situazione di scontro lavorativo e personale. Cercate di soprassedere e soprattutto di pensare un po' più al relax, alle ferie. Bilancia, la luna in serata sarà nei vostri gradi, tenterà di ammorbidirsi un po', ma purtroppo Saturno e Nettuno imporranno necessariamente di fare dei passi importanti, di prendere delle decisioni a volte drastiche e anche di decidere se un rapporto è concluso o meno. Per voi Scorpione invece questa luna si fa interessante in serata proprio perché vi porta sogni e intuizioni importanti che vi vedranno ancora una volta protagonisti di una dinamica sentimentale molto intensa. Sagittario, per voi oggi i transiti sono assolutamente legati a delle presenze molto amicali, soprattutto dal pomeriggio, dove troverete una certa benevolenza. Molti di voi avranno deciso di staccare e di interrompere e già alcuni saranno in viaggio. Capricorno, la vostra giornata oggi passa da un trigono della Luna a una quadratura. La serata infatti sarà un pochino più messa in crisi da certi disguidi che vi avranno innervosito. Cercate di chiarire con il partner su alcune cose fondamentali. Acquario, decisamente molto migliore il pomeriggio proprio perché la luna entra in trigono e tra l'altro parla con il Plutone che ospitate nei vostri gradi e si connette a sua volta con Urano. Ebbene, oggi è una giornata molto bella per prendervi grandi soddisfazioni e fare un ottimo lavoro. In tutto ciò sentimentalmente si respira un po' di poesia. Pesci, per voi oggi i transiti lunari sono fastidiosi la mattina, mentre invece vi lasceranno in pace di pomeriggio, quando la luna avrà migrato in bilancia e sarete al sicuro da tutta una serie di fluttuazioni emotive che già vi hanno rovinato il lunedì. Quindi oggi che è martedì tentate di rilassarvi un po'. È il 29 luglio del 1976, quando il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina il primo ministro donna nella storia dell'Italia. A Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista, viene affidato il Dicastero del Lavoro. La famiglia e la donna sono al centro del suo impegno politico, che si traduce nella prima legge sulle pari opportunità nel 1977, con la quale vengono abolite le discriminazioni in materia di lavoro e di salario tra i sessi. C'è chi va in palestra, chi ha bisogno di urlare contro qualcuno, chi si consola con il cibo e chi si rifugia nei videogiochi. Tutte queste attività hanno un unico scopo comune: sfogarsi, scaricarsi dalle emozioni forti. Ecco un proverbio inglese che esprime perfettamente questa necessità. To blow off steam, che letteralmente significa far volare via il vapore. Quando ci sentiamo sopraffatti da emozioni intense come rabbia, frustrazione o stress, abbiamo bisogno di scaricare la pressione accumulata. Oggi parliamo di Marta Marzotto, un'icona di stile e personalità. Sembrava destinata a una vita nelle risaie come la madre, ma a soli 20 anni Marta si trasferisce a Milano e inizia la sua carriera come modella. La sua bellezza e il suo fascino non passano inosservati. Nel 1954 incontra il conte Umberto Marzotto, uno dei più ricchi industriali tessili del nord Italia, considerato l'uomo dei sogni. Si innamorano, si sposano e hanno 5 figli. Nonostante i tradimenti del marito, Marta dimostra di essere una donna brillante e inizia a frequentare i salotti della Roma e Milano colta, facendosi strada tra scrittori, politici e artisti di spicco. Marta stringe una profonda relazione con il pittore Renato Guttuso, ma non abbandona mai il marito. Nel 1987 il divorzio viene ufficializzato, ma Marta si fa valere. Il suo nome resterà Marzotto, perché ciò che conta per lei è la persona che è riuscita a diventare.
Ci salutiamo con la frase del giorno. La democrazia ha bisogno di normalità. Che poi ognuno di noi ha un concetto diverso di normalità, magari con qualche punta di follia che non guasta mai. Noi ci vediamo domani per nuove scoperte e curiosità. Buona giornata dalla vostra Martina.